E io a tutti. Bene, grazie. Ce la facciamo? Grazie. Ci siamo? Andiamo via tutti insieme? Andiamo via tutti insieme. Io direi di spegnere le luci e andare via. Che dite ragazzi? Dai. Ciao a tutti. No, è finito lo spettacolo. Signori, buonasera, buonasera Caprino. Forza l'applauso Caprino. Buonasera Caprino. Non mi sento. Buonasera Caprino! Sentiamo Caprino di qua! Allora sentiamo Caprino di qua! Sentiamo Caprino di qua! Ma cosa avete mangiato? Caprino di qua! Caprino di là! In fondo! Tutti insieme! Oh dai Caprino, grazie! Posso? Una è una bellezza rodigina e una bellezza locale, che è il presidente dell'Avis, che l'abbiamo già visto prima, che volevo salutarvi adesso. Fai un saluto bello, perché sei arrivato adesso. Ciao! Caprino, ciao! Oh! E un'altra bellezza si chiama Melissa. Melissa non parla, ma perché... No, parla, sì. Parli anche. Un po' sì. Oh! You're so sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sexy, sexy. Thinking I stop the conversation. Buonasera, sono un modello, mi ha mandato l'agenzia per questa serata, sono Costantino Eleganza, professione modello. Ah, modello. Sono alto 1,90 m per 75 kg circa. 75 kg? Vabbè, cazzo, ho detto circa però. Le mie misure sono 90, 60, 90 per 3,14. Però. Segno gemelli anche se sono figlio unico. Vabbè, dai, come mi trovi, sincera? Dai, sincera. Un figone, eh? Polenta o sei? Cavallina golosa. Paola? Ti reputi una ragazza fortunata nella vita? Pesca una pallina. Sì, ma non è che poi insomma io ma non hai detto di no, ho detto una serata Ti piace elegante. vincere facile, eh? Ho detto una serata elegante, dai, insomma. Sì. Francesco Damiano! Francesco Damiano! Era un modo per iniziare, buonasera a voi! Scusa, ma io ho visto... Vabbè, anche c'è questa bellissima signora che l'ho vista un po' scossa prima, eh? Come va? Signora bionda qui in seconda fila. Lei signora come si chiama? Marilena? Marilena da quant'è che non vedeva un culo così? Max Pieriboni! Un applauso a Max! Grazie. Oh, adesso sei più... Scherzavo prima. Minchia, non ho fatto tempo a arrivare di là e mi ha mandato un messaggio. Scherzaccio, si scherza col cazzo. Madonna mia, ogni tanto ti fermano, ti fermano e ti chiedono gli autografi, sono carini. Ah, ti ho visto una pubblicità con Bisio, ti ho visto a Colorado, fa piacere. Però ripeto, non sempre va tutto bene perché la gente è strana, no? L'altro giorno entro con mia moglie in autogrill e c'era questa signora, che può essere una di voi, con un bambino, avrà avuto un anno e mezzo, piccolino, con in bocca il ciuccio. Appena mi ha visto entrare c'erano dei ragazzini che mi hanno chiesto l'autografo. Il bambino piccolino, appena mi ha visto, ha sputato il ciuccio, ha cominciato.
E io ho detto, ma guarda i bambini di oggi come sono, così proprio alla mamma, ho detto guarda come sono avanti i bambini di oggi, ma porca miseria, mi avrà riconosciuto che mi ha visto a Colorado, mi fa no, t'ha scambiato per Shrek. Ciao, a dopo, un abbraccio. Signori, Max Delimoni, un grande applauso, un grande cabarettista, un grosso cabarettista. Fate un grosso applauso, lui non esce dalla tenda. Signori, ecco a voi Gian Lorenzo. A Belluno era andata diversa. Ma dai, dalla regia Andrea, se ce n'hai un altro. No quiero que me quiera como yo quiera que me quiera. E questa non l'ho capita. Vabbè, insomma, un'altra Andrea, ancora un'altra. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Vedi che hai vinto tutta la tua timidezza. E c'hai ancora un'altra. Ciao Jason. Mi hai riconosciuto? Sì, che ti ho riconosciuto. Hai visto tutti i miei film? Sì, ho visto. Giura? Giuro. Senza incrociare, giura? Giuro. Tutti i miei film hai Tutti visto? i tuoi film. Che storia, mamma quanta gente, scusate. Gli ho dato un colpo, tutti i nervi, il Mamma sangue che mia, veniva che fuori. schifo. Tutti i nervi, il sangue. Ma no, Ma hai vomitato? Ma no, ma tu sei un serial killer. Se c'è una cosa che mi fa schifo sono sangue i ragni, Ma guarda. proprio tu che sei un serial killer, scusa. Già che non sto bene, mamma mia. Sì, ma ho capito, ma insomma il sangue a te dovrebbe Ogni tanto, lo so, ma sono fatto così, ogni tanto non sto bene. Ci sono certi giorni del mese in cui non riesco neanche a fare la ruota. Jason! Dai, cosa fai? Sai che mi vengono delle voglie? Vabbè. Non verremo più a lavorare a Caprino, questo l'avete capito, no? Allora, Vabbè, dai, facciamo in fretta. dai. Questa è la vera storia di Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi. Trovata qui Trovata proprio qui negli archivi Nel comune, storici. dai. Perché molti conoscono la storia scritta da Shakespeare. Invece- non tutti sanno com'è andata realmente il corteggiamento tra Romeo e Giulietta. Com'è? Sappiamo tutti che le loro famiglie, le famiglie Capuleti e Montecchi, erano nemiche. Romeo era un Montecchi, una famiglia di origine povera, un po' grezzana, un po' rustica, proveniva da fuori città, insomma campagna. Questo strano miscuglio di minerbe, vino freddo, tisana calda gli provocò uno strano pastrengo addominale, no? Inizialmente sembrava solo un po' d'aria, basterà fare un brenzone, pensò, no? Invece si trattava di un peso che pressana sempre di più la pancia e da lì a poco l'Apocalisse, l'Opeano si liberò generando imbarazzanti rivoli dai pantaloni. Eccola! Giulietta venne fuori, spostò il velo e si mostrò in tutto il suo splendore, con quel suo vigasio soave, quell'aria da Veronella. Indosso una veste nuova di Prada, trasparente e con ampia scollatura, ampia, sì, ampia, sì. dalla quale sorgà una zimella. Alla vista Romeo pensò: guarda che buona Vigo, se è così sopra, chissà mezz'ane di sotto, che sia il mio gamberon che si gonfia, sto palù se duro come marmi.
Sarà un po' il vino, un po' l'erbezzo che faceva effetto e con audacia allungò il braccio per toccarle il bel fiore. Al che Giulietta esclamò: che cazzo fai costermano? Dai, boh. Che cazzo fai costermano? E poi mettici su della cologna, perché puzza di caprino. Grazie Caprino! Siete stati fantastici, grazie! Staff tecnico. Grazie Lucio, grazie Otello, grazie Andrea, grazie a tutto l'impianto, Melissa, grazie a tutto lo staff di Riso Fa Buon Sangue. Speriamo di rivederci ancora in qualche Avis della zona del Garda di Donare Avis. Ciao a tutti, grazie! Ciao, buonanotte. Buonanotte, buona estate! Ciao. I nostri programmi sono così terminati. Il Riso Fa Buon Sangue. Il Riso Fa Buon Sangue. Un grande evento di cabaret in tutto il Veneto.